Due corsie laterali fatte con le vecchie piastre, già solcate dai piedi di tantissimi bassanesi. La parte in legno ormai conclusa e un vuoto in mezzo. Il Ponte Vecchio si presenta così dopo la riapertura, con quel buco che collega Angarano alla città e sembra voler balbettare di qualcosa che ancora non conosce. Sì, parliamo della pavimentazione, di quella pavimentazione che, eccezion fatta per qualche foto, nessuno ha ancora visto. I lavori per la posa del terrazzo veneziano in Salsa Brenta sono già iniziati con le fasi preliminari e ancora una volta un passaggio fondamentale per il monumento nazionale resta un mistero per la città. Nessuna comunicazione, nessun rendering, nessuna realtà aumentata con i mezzi digitali. E molti bassanesi in transito sul Ponte Vecchio si chiedono come sarà questo nuovo pavimento. Avrebbero potuto saperlo già molto tempo fa se solo l'amministrazione di Elena Pavan si fosse degnata di produrre una documentazione per il pubblico, che invece ha dovuto accontentarsi di un video di dichiarazioni tecniche e tanti saluti. Anzi, a dirla tutta, i bassanesi avrebbero potuto conoscere la pavimentazione molto tempo prima se semplicemente fossero stati coinvolti in questa scelta strategica. E no, chi vivrà vedrà e agli amanti del ponte, della sua storia e di quel che rappresenta non resta che aspettare i lavori. Intanto accontentiamoci di quella corsia vuota, sperando di non doverla rimpiangere fra qualche giorno.